200 aziende hanno partecipato al concorso indetto da Confartigianato Nazionale per selezionare i 26 prodotti che avrebbero rappresentato qui all'Expo per una settimana il saper fare artigiano insieme alla cultura e alla tecnologia. Queste aziende sono state insignite del premio dalle dirette mani del presidente Giorgio Merletti. Il gioiello di Vicenza. Ne parliamo con l'architetto Romano Concato, che è lo studioso che ha studiato il progetto e poi lo ha anche realizzato in parte nel formato informatico. Esatto, sì, il gioiello di Vicenza è un oggetto che mette assieme sia la tecnologia odierna della realtà virtuale che la storia legata alla città di Vicenza. Quindi il mio compito è stato quello di mettere assieme questi due elementi in modo tale da dare del materiale a chi poi lo ha realizzato per poterlo finire e presentare. Tanti anni di lavoro, però anche di ricerca storica. Sì, 1 anno e mezzo, 2 sicuri. Però chiaramente l'informatica e lo studio non può essere conclusivo, ma ci vuole l'artigiano che realizza poi lo strumento. Parliamo con Carlo Rossi, titolare dell'omonima argenteria in Vicenza, che ha realizzato concretamente, non da solo, il gioiello di Vicenza. Sì, infatti al momento di prendere in mano il lavoro dell'architetto Concato ci siamo trovati un bivio. Potevamo cercare di realizzare un'imitazione del gioiello di Vicenza del 500 trafugato da Napoleone, oppure guardare un po' in avanti al futuro. Quindi abbiamo scelto che la mia base di lavoro non sarebbe stata una base creatami per esempio da fusioni a cera persa o da modellini in legno rivestiti in placche di argento, ma bensì dai file direttamente sviluppati dall'architetto e trasformati in base per me di lavoro mediante un processo di sinterizzazione laser. Quindi sono dovute cercare le polveri d'argento per poter essere trattate col laser e a Vicenza ancora non esistevano. Abbiamo dovuto collaborare con una ditta tecnologicamente avanzata che è la Legor Group di Bressanvido, la quale dopo 1 anno del nostro interessamento è riuscita a portare a termine un lavoro di progettazione e realizzazione di polveri adatte a questo sistema che loro chiamano PLM, che sarebbe il processo di sinterizzazione. Quello è stato poi il mio inizio di lavoro, che è comportato, trattandosi di un gioiello vero e proprio, di prendere ogni singolo elemento e lavorarlo uno a uno come si fa con in gioielleria, quindi con la rifinitura manuale e la cura che si adopera per i gioielli. Sono oltre 400 elementi che sono stati assemblati a ridosso uno all'altro e fissati a un vassoio d'argento fatto a mano mediante delle viti. Concettualmente l'idea è, come in passato, di pensare anche a chi verrà dopo di noi, quindi potrà essere sempre smontato e manutentato. Avete fatto un'operazione che riguarda imprenditoria, tradizione, innovazione, però c'è anche un pezzo di vicentini, perché l'argento è stato raccolto con le donazioni di tanti vicentini. Sì, infatti attraverso una iniziativa, una campagna intitolata Trasforma il tuo vecchio argento in storia, si è voluto coinvolgere la città, come fu per il primo gioiello di Vicenza del 1578. Infatti tutte le persone che desiderarono partecipare nel 2010 fisicamente portarono i loro pezzettini di argento magari inutilizzati che avevano a casa, raggiungendo una quota di circa 70 kg di argento, che poi sono stati trasformati e utilizzati per l'opera. L'opera molto probabilmente è unica nel suo genere nel mondo. Sì, certo, non esiste nient'altro di simile. E molto probabilmente forse andrà in America per far vedere agli americani cosa vuol dire trasformare la cultura in innovazione. Questo è un sogno che come città di Vicenza ci siamo fatti. Ultima domanda invece all'imprenditore: come mai vi è venuto in mente di partecipare al concorso di Confartigianato? È un treno che ci è passato davanti, un'opportunità da non perdere e abbiamo voluto salire in questo viaggio, certi della qualità della nostra capacità lavorativa e della qualità dei requisiti del nostro gioiello di Vicenza rispetto al titolo e ai contenuti del concorso. E infatti la giuria che ci ha premiati ha capito subito di che cosa stavamo parlando.